siamo già qui belli sorridenti dalla mattina presto qui a Imberido, frazione di Oggiono, provincia di Lecco. Ecco, per l'ultima tappa per quanto riguarda il circuito Master Cicli Pozzi 2019. Siamo con Stefano Castagna, presidente della ASD San Giorgio Imberido. È tutto pronto? È tutto pronto, il percorso è, oserei dire, perfetto, l'abbiamo preparato al meglio, spero al meglio, sentiremo poi i corridori cosa ne diranno. Sta tutto partendo, i corridori stanno arrivando e le premesse ci sono tutte per una buona manifestazione. Ecco, visto anche già un folto pubblico che ci aspetta, quindi a voi le immagini.
Luca! Ale, ale, ale! Bravo Luca! Ale Fabrizio? Non lo so. Perché non c'è più niente. Dai, dai! Dai! Grazie.
Bella lì.
Allora, Norma Fumagalli, ormai volto noto per quanto riguarda il circuito Master Cicli Pozzi, siamo all'ultima tappa, quindi vincitrice anche di questo circuito Master Cicli Pozzi 2019, ti vedremo ancora una volta vestire la maglia. Sì, sono contenta, oggi è stata proprio una bella gara, mi è piaciuto molto il percorso, grazie ai ragazzi della SD Imberido. E niente, sono contenta anche del fatto di avere ancora la maglia, diciamo che è più per partecipazione a volte che per causa, però sono contenta, dai, mi piace, mi sto divertendo, è stata una bella stagione, un po' di acciacchi fisici però è andata bene. Ecco, possiamo dire dulcis in fundo, perché ho sentito che il percorso era bellissimo, strepitoso. Sì, veramente molto bello, divertente, duro al punto giusto, mi è proprio piaciuto, quindi complimenti ancora a loro. Allora, abbiamo fatto proprio il pieno di atleti oggi qui a Imberido di Oggiano in provincia di Lecco. Siamo qui col primo assoluto, che è Matteo Valsecchi della Space Bike. Buongiorno Matteo. Buongiorno a tutti. Gara vicino a casa, ultima gara di stagione, percorso per me uno dei più belli che c'è in giro, non perché sia vicino a casa ma perché veramente merita. Infatti ho consigliato anche all'organizzazione di puntare a qualcosa in più che i Cicli Pozzi, non per il circuito che è ma perché veramente meritano anche per il lavoro che hanno fatto. Ecco, niente vieta di entrare anche in un altro circuito, mi ha già confermato che per la prossima stagione farà ancora parte probabilmente del circuito Master Cicli Pozzi, però niente vieta che una gara faccia parte anche di altri circuiti. Abbiamo qui anche un altro voto noto della mountain bike nazionale, siamo qui con Marco Alloni, oggi primo per quanto riguarda la categoria M1. Come hai trovato il percorso, come ti è sembrata organizzata questa gara? Innanzitutto buongiorno a tutti, sì, ho vinto la categoria M1 e per quanto riguarda il percorso concordo pienamente con Matteo perché è proprio un bel circuito, hanno lavorato bene gli organizzatori sui pezzi nel bosco e meriterebbe magari con un paio di accorgimenti che sono banali alla fine, un palcoscenico anche più importante perché è proprio bella come gara, ma ne avevamo parlato. E in effetti ha meritato di essere venuto, sono proprio contento di essere venuto. Come l'anno scorso a Brenna, quest'anno sono venuto qui, sono proprio contento di essere venuto, organizzata bene, però gli organizzatori possono puntare anche a fare molto di più perché i mezzi ci sono. Allora, per quanto riguarda il circuito Master Cicli Pozzi ne abbiamo preso uno a caso, che è un leader di categoria per quanto riguarda la categoria Gentleman 1, se non sbaglio, Gentleman 2, ti stavo facendo più giovane, vedi? Per la categoria Gentleman 2 abbiamo Roberto Manzoni. Allora, com'è andata, non com'è andata soltanto la gara di oggi, ma prima di tutto com'è andata questa stagione di questo circuito? Ma questa stagione è andata bene, sono riuscito a mantenere la maglia fino alla fine, e poi anche oggi il percorso era molto bello, divertente, molto tecnico e anche abbastanza duretto si può dire, però tutto sommato un'annata buona. Ecco Roberto carissimo, quindi l'anno prossimo di nuovo soprattutto Master Cicli Pozzi, però di nuovo Imberido. Sì, come ho fatto l'anno scorso, che anche l'anno scorso sono riuscito a vincere la maglia, che quest'anno e forse l'anno prossimo facciamo il tris se si riesce. Ecco, allora tanti auguri a te e tanti auguri anche al resto dei leader di categoria del circuito Master Cicli Pozzi 2019. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo qui con uno dei coordinatori di questo circuito Master Cicli Pozzi 2019, ma anche 2020 e anche in passato ne hai sempre fatto parte, quindi co-coordinatore, come dico sempre io, insieme a Cristina Chioda e a Pietro Molteni, abbiamo qui Davide Aiani.
Sì, finalmente siamo giunti alla fine di questa stagione che è stata lunghissima. Doveva essere la 15ª prova, in realtà la 14ª. Direi che siamo soddisfatti. Poi devo dire che abbiamo concluso in bellezza, perché oggi è stato veramente, io non l'avevo mai provato, un percorso bellissimo, organizzato benissimo dagli amici di qui di Imberido, e quindi direi conclusione migliore non ci poteva essere. Ecco, allora ti sbilanci già per quanto riguarda il circuito 2020? Ma allora, sicuramente adesso nelle prossime settimane faremo una riunione con gli organizzatori per decidere un po' le strategie. Dobbiamo aggiustare alcune cose, però direi che siamo sulla strada giusta. I circuiti sono sempre meno, quindi noi cerchiamo circuiti di cross country nelle province e regioni Lombardia, così sono sempre meno, quindi cerchiamo di tenere duro e dare insomma anche chi vuol fare del cross country la possibilità la domenica di divertirsi. Ecco, un circuito, il Master Cicli Pozzi, che copre 3 province, Lecco, Como e Sondrio, che tra l'altro non è solo di cross country, ma ha anche una Gran Fondo, che è la Gran Fondo di Brenna, che abbiamo visto anche sulla piattaforma di MTB Channel, e tra l'altro anche una 6 ore da te organizzata, la 6 ore di Munguzzo. Anche il prossimo anno ci saranno anche queste 2 tappe? Sì, direi non ancora ufficiale, però quasi sicuramente sì. Parlo per la 6 ore di Monguzzo, che come Rampi Club Brianza siamo gli organizzatori, è l'unica gara che organizziamo, ci teniamo perché poi quest'anno soprattutto abbiamo raggiunto il record degli iscritti, quindi direi che è sempre un crescendo, vuol dire che la formula piace, è una gara sì agonistica, però che conta poi lo spirito divertimento e gruppo, così, quindi è un po' diversa da tutte le altre gare e il percorso è molto bello, non c'è un metro d'asfalto, quindi il 99% la riproporremo anche l'anno prossimo, sì. Ecco, quindi un circuito che ricordiamo termina oggi, 13 ottobre, qui a Imberido di Oggiano, ultima tappa, quindi abbiamo già la lista ufficiale dei leader di categoria per quanto riguarda il circuito 2019 e andiamo ad eseguire le premiazioni, Davide. Sì, adesso stiamo aspettando appunto che i cronometristi stileranno le classifiche, ci sarà già la classifica finale, però le premiazioni, quelle ufficiali, le faremo nel corso di una serata nei primi 15 giorni di dicembre. La data non è ancora ufficiale, la renderemo pubblica poi sul sito www.masterciclipozzi.com e anche sulla pagina Facebook MCP Master Cicli Pozzi e quindi lì metteremo la data delle premiazioni dove vestiremo ufficialmente le maglie ai vincitori del circuito. Allora, Stefano Castagna, presidente della società ASD San Giorgio Imberido, si dice Imberido, giusto? Ecco, frazione di Oggiano in provincia di Lecco. Oggi 13 ottobre, ultima tappa anche per quanto riguarda il circuito Master Cicli Pozzi, questa gara organizzata direi alla perfezione, perché così hanno detto gli atleti, così hanno detto anche tutti i presenti. Bene, siamo contenti, grazie dei complimenti. In effetti di lavoro ne abbiamo messo, non posso dire di no, però quando poi funziona bene il lavoro è appagato, insomma. Siamo contenti per questa prima edizione, possiamo dire, della nostra manifestazione all'interno del Master Cicli Pozzi, essendo giusta all'8ª edizione come memoria di Nino Corti. È comunque una sorta di prima edizione, essendo la prima volta che facciamo parte di questo circuito. Se è andato tutto bene siamo contenti e ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato per l'organizzazione, vorrei dire in particolare per i ragazzi del bike team che hanno preparato tutto il percorso con un lavoro non indifferente, devo dire. Ecco, quindi è presto per dirlo, lo so, però possiamo dire anche 8º Memorial Andrino Corti 2020? Direi proprio di sì, le premesse ci sono tutte, ovviamente è ancora presto per dirlo, ma è probabile, diciamo così. Ecco, allora grazie Stefano Castagna, grazie alla SD San Giorgio Imberido, grazie a voi, MTB Channel, Roberta Carta per MTB Channel, appunto, a voi. Stai attento che forse ho fatto il miglior tempo assoluto. Quindi mettimi in copertina nel caso. I disegnatori del percorso
Grandi tutti. Complimenti a tutti. Alla prossima. Mi chiamo Michele Favaloro, sono titolare dell'azienda FM Bike, produco bici ormai da 15 anni e soprattutto per passione, per voglia di fare e per innovazione. Io i telai li costruisco con le mie mani, da zero. Non esiste niente. Prendo i tubi, li freso, li accoppio, li imbastisco in base all'antropometria della persona e realizzo un prodotto unico. Molti atleti vengono da me per essere posizionati in sella, per costruire insieme la loro bicicletta futura. Ho la materia prima, ho i tessuti di carbonio, le tubazioni d'alluminio, ho la resina. Io per ogni persona costruisco la sua bici. Il telaio è per sempre. La bici è forever. Il tuo impegno merita il meglio. Ethics Sport, sempre un passo avanti.